Drago prova, non passa il pallone, ancora Castigliola. Di testa Linde, attenzione! L'intervento su Pierce. Fischia Lauria, parte Pierce. Il tiro! Vantaggio del Montelepre al 15°. Montelepre 1, Regina Mundi 0. Comunque Pierce aveva fatto fallo, ma aveva alzato le braccia in segno di scusa per quanto riguarda l'avversario e poi insomma una serie di spintoni, anche se non mi sembra che sarà Polito a tirare. Parte Polito, incredibile parata di sì, fuori, e Borgognon compie un miracolo. Alla lunga salta Vissosero, poi Volpe, vai che la perde! attacca ora il Regina Mundi, chiude Castiglio. Arriva il 2-0, incredibile contropiede, dopo che Borgognon aveva praticamente salvato i suoi dalla capitolazione.